Quinta corsa, categoria FG, sono in 9, non corre Eva Big. Lo schieramento a Stecca Dimar, Emily Matley, Vortice Leo, Downtown AS, Creonte CAF in prima fila, Falco Trio, Doritos B, Emily SSG, Forgido in seconda. I favori sono per Emily SSG, numero 9, Vincenzo Luongo, macchina che accelera. In partenza velocissimo Creonte CAF che cerca di sopravanzare Vortice Leo. Poi Downtown S passa intanto Creonte CAF e guida su Vortice Leo, mentre Downtown S rimane all'esterno. Creonte in vantaggio con gran partenza, completa i primi 200 in 14,2. In terza posizione c'è Stecca Dimar, mentre all'esterno si adegua Downtown AS. Il quarto iniziale viene completato in 29,4. L'ha messa subito sul ritmo Roberto Vecchione con Creonte CAF, mentre ora Downtown AS si presenta con maggior convinzione. Numero 7, Falco Trio, squalificato. Completamento dei 600 intanto in 45,2, si formano così più pariglie con la prima formata appunto da Creonte e da Downtown, la seconda che vede Vortice Leo e Emily SSG, poi al largo c'è anche Doritos B che precede sempre all'esterno Forgido. E intanto il chilometro è coperto nell'ordine del 1,14,9. Creonte CAF continua a guidare, nella sua scia c'è Vortice Leo, all'esterno si impegna Downtown AS, poi Emily SSG. Cala invece a Stecca Dimar, viene via in terza ruota Forgido. Cavalli a metà della curva conclusiva, sempre condotti da Creonte, che ha ora all'esterno però Emily SSG. Emily insiste all'esterno del leader, l'attacca e all'ingresso addirittura d'arrivo è in grado di passare. Deve vedersela con il finale di Forgido e all'interno quello di Vortice Leo. Nel finale Vortice Leo passa e vince. Il secondo posto è probabilmente ancora per Emily SSG su Forgido. 1,14,9 il ragguaglio conclusivo, 30,5 a chiudere. La vince Vortice Leo con Manuel Pistone che sfrutta l'open stretch e nel finale vince ancora piuttosto agevolmente su Emily SSG che controlla tutti i tentativi di Forgido. Vittoria dunque per Vortice Leo, Manuel Pistone che raddoppia in giornata, questa volta per conto di Sandro Miraglia e dell'azienda agricola del signor Mauro Leonardi.